Cosa succede adesso? La durissima risposta di Grillo a Conte fa piombare nel caos i 5 Stelle, disorientati i parlamentari a cominciare dai big. In pochi prendono posizione, ma l'ipotesi di una clamorosa scissione potrebbe prendere corpo in serata quando si riuniranno i deputati. Il primo a schierarsi è il capo delegazione pentastellato Patuanelli. Continua a pensare che Conte sia una risorsa per il movimento. E questa mattina interviene anche Vito Crimi, che non solo avanza dubbi sul voto da tenere su Rousseau, ma va oltre. Gli avvenimenti di questi giorni mi inducono a una profonda riflessione sul mio ruolo nel comitato di garanzia e sulla mia permanenza nel movimento. Credo non sia l'unico a pensarci, ragiona Alessandra Maiorino. Fonti vicine al garante intanto precisano che il voto sarebbe limitato solo al comitato direttivo senza un nuovo rapporto strutturato con Casaleggio. Tacciono per il momento Fico e Di Maio, che si erano spesi per una ricucitura. E a TG2 Post si schiera con Conte anche il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che sottolinea tanti messaggi a favore dell'ex premier. Tutti si rendono conto che l'unico futuro per il Movimento 5 Stelle è la leadership di Conte, quindi sono tutti increduli che l'unico a non averlo capito sia proprio colui che i 5 Stelle li ha inventati, quando ancora era molto lucido ed era ancora molto sintonizzato con l'opinione pubblica italiana. Soddisfatto dell'intervento di Grillo è il presidente della commissione antimafia Morra, sospeso dai gruppi ma ancora non espulso dal movimento. Andiamo adesso verso una scissione dei 5 Stelle, qualcuno con Conte, qualcuno con Grillo. Questo non lo so, francamente non me lo auguro, ma se qualcuno pensa che vi debba essere una persona sola al comando che decida per tutto a livello politico, bene, forse non è questa l'idea originaria del movimento. Il PD osserva attentamente l'evoluzione della situazione